Incidente ferroviario a Parma. Un treno merci si è scontrato con un treno passeggeri, causando 3 feriti e portando alla sospensione della circolazione tra Reggio Emilia e Parma. L'incidente è avvenuto ieri e ha provocato notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori della zona. Le autorità ferroviarie hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, con i soccorsi che sono intervenuti prontamente per assistere i feriti e mettere in sicurezza l'area. Al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulle cause dell'incidente. Il traffico ferroviario è stato interrotto fino al completamento dei rilievi e le riparazioni necessarie. Malpensa MIT, aeroporto intitolato ufficialmente a Silvio Berlusconi. L'aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. L'ordinanza dell'ENAC ha effetto immediato, con la nuova denominazione Aeroporto Internazionale Milano Malpensa Silvio Berlusconi. Il vice premier e ministro Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione per questa decisione, come riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La reazione del Movimento 5 Stelle è stata fortemente criticata, definendo l'intitolazione come divisiva e offensiva per molti italiani. I parlamentari Movimento 5 Stelle delle commissioni trasporti di Camera e Senato hanno dichiarato che questa scelta rappresenta una figuraccia su scala mondiale e un pessimo biglietto da visita per i viaggiatori che atterrano a Milano. Secondo il Washington Post, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco sulla striscia di Gaza, segnando una significativa pausa in un conflitto che ha causato numerose vittime e danni. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato l'intesa in un messaggio su X, sottolineando l'importanza di questo passo verso la pace. Tuttavia, Biden ha avvertito che resta ancora molto lavoro da fare per garantire una stabilità duratura nella regione. I dettagli specifici sull'accordo non sono stati resi pubblici, ma fonti indicano che includeranno misure per ridurre le tensioni e migliorare le condizioni umanitarie a Gaza. La comunità internazionale ha accolto con favore l'annuncio, sperando che possa portare a un dialogo più ampio e a una soluzione sostenibile del conflitto israelo-palestinese. Tragedia nel Beneventano. 2 diciassettenni hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Montesarchio, in provincia di Avellino. I giovani erano a bordo dei rispettivi scooter, quando per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati violentemente. L'impatto è stato fatale per entrambi, che sono deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per i ragazzi non c'è stato nulla da fare. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente. L'intera comunità locale è sotto shock per la perdita di 2 giovani vite e numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando ai familiari delle vittime. La strada dove è avvenuto lo scontro è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi del caso e garantire la sicurezza. Brindisi, sconfitta una rete di spaccio, 17 arresti. La Polizia di Stato di Mesagne, in collaborazione con la squadra mobile di Brindisi e altri reparti specializzati, ha concluso una vasta operazione antidroga che ha portato all'arresto di 17 persone. L'indagine, iniziata nel settembre 2022, ha permesso di smantellare una fitta rete di spaccio di cocaina operante nel centro storico di Mesagne. L'inchiesta è partita da un'aggressione notturna documentata dalle telecamere di sorveglianza, rivelando un'attività commerciale come epicentro dello spaccio. La droga veniva venduta e consumata all'interno del locale con il consenso del proprietario. Le forze dell'ordine hanno utilizzato intercettazioni, appostamenti e pedinamenti per raccogliere prove decisive. Durante l'operazione sono state sequestrate 240 grammi di cocaina e hashish, oltre a 10.000 euro in contanti. 2 degli arrestati sono stati colti in flagranza di reato, con uno di loro già ai domiciliari trasferito in carcere. L'intera operazione rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella regione. Audio Jungle.